Buongiorno a tutti, benvenuti alla proiezione del documentario Sardegna Tempio delle Acque. Mi presento, io sono Nicola, accanto a me ci sono Salvatore De Dola, il relatore del documentario, che è linguista, e Cinzia Carrus, con la quale ho fatto la regia del documentario. Un breve accenno, una breve introduzione a ciò che andrete a vedere. Sardegna Tempio delle Acque è un viaggio fra i riti, i miti e le tradizioni della Sardegna. Un viaggio che va a esplorare le radici arcaiche della Sardegna fino a ritrovarne l'essenza. Un'essenza che abbiamo scoperto essere condivisa con tanti popoli che si sono affacciati nel Mediterraneo e anche i popoli del vicino Oriente. Il filo conduttore sarà il tema dell'acqua. L'acqua che per gli antichi era considerata un elemento fondamentale e che, diciamo, data la sua importanza, ha dato vita a tantissime figure che scopriremo nel documentario e per le sue caratteristiche di cui parleremo poi nel dibattito, ha la capacità magica, se vogliamo dire, di trasmettere delle informazioni. Ora, Salvatore in questo documentario, che è diviso in 11 capitoli, tratterà in totale 107 parole della lingua sarda e non solo. E, come dicevo prima, scopriremo che il tema che le lega tutte quante è il tema dell'acqua. Quindi c'è un'unità che scopriremo legata alla lingua. Infatti Salvatore ha scoperto che almeno il 60% delle parole della lingua sarda attuale condividono una radice con le lingue cosiddette semitiche. Un altro tassello importantissimo è che durante la proiezione del documentario vedrete delle opere che sono state installate nei luoghi chiave della Sardegna, opere del mio progetto artistico, e ognuna di queste opere ha un suo nome, ha un suo significato che è legato ad elementi della natura, a toponimi e a riti della Sardegna. Perciò dopo nel dibattito ne parleremo, scopriremo che anche tramite queste opere è possibile conoscere qualcosa in più della Sardegna Tempio delle Acque. Buona visione e buon viaggio, grazie! Non farete voi, o non darete voi, come siamo abituati a fare le risposte, ma compatibilmente con ciò che chiederete, ecco, noi grandi cercheremo di darvi delle risposte. In particolar modo vorrei tanto che si avvicinasse il professor De Dola, così potrete, e siamo onorati di avere qui tra noi oggi, così potrete fare delle domande alle quali, se possibile, egli stesso potrà dare delle risposte, oppure i nostri cari amici Nicola e Cinzia. Ecco, quindi io mi siedo qui e, bambini, chi vuole fare la prima domanda deve venire qui e farla al microfono. Lorenzo. Ciao Lorenzo. Ciao. Sì? Perché in alcuni posti del film c'erano le maschere? Ok. Cristiani? Grazie Lorenzo, puoi tornare al posto. Allora Lorenzo, abbiamo scelto di installare
alcune delle opere del mio progetto artistico, nel caso specifico si tratta di maschere, in alcuni luoghi chiave della Sardegna Tempio delle Acque, perché ognuna delle maschere che poi vedrai scorrere qui sul monitor contiene elementi della natura, come ad esempio quella che hai visto poco fa, il sughero, o altri richiami alla natura, che si collegano al tema dell'acqua. Per esempio, questa opera si chiama Circu de Celu, ok? Ed è un rimando all'arcobaleno. L'arcobaleno, come sappiamo, è legato al tema dell'acqua, della pioggia, eccetera. E ognuna delle opere, come vi ho già detto poco fa, è legata al tema dell'acqua. Non a caso, nel documentario avete sentito che c'è una parola che abbiamo in Sardegna per dire acqua. Ce ne sono tante, ma una che conoscete tutti è? Abba. Molto bene. La parola Abba ci ha illustrato il professor De Dola, che ha origini sumeriche. Viene dal sumerico Abba oppure Abbak. Entrambe queste parole significano acqua del mare. C'è un'opera del progetto artistico che si chiama Abba, che è la maschera che ha un triangolo sulla fronte e, come saprete, il triangolo col vertice rivolto verso il basso è il simbolo alchemico dell'acqua. Quindi quel triangolo con il vertice rivolto verso il basso indica l'acqua. Grazie. Alessio? Alessio? Ciao. Da cosa vi è venuta l'ispirazione per fare questo video? Come avete appunto già visto e conosciuto, Salvatore De Dola è un linguista, quindi la sua materia di studi, di indagini è la linguistica. È una materia parecchio, io non direi difficile, piuttosto complicata, perché andare a capire che cosa significano le parole, dove vengono, è un gran lavoro. Ed è difficile a volte per le persone che non fanno questi studi capire a fondo di che cosa si tratta effettivamente. Quindi una volta che abbiamo conosciuto i suoi studi abbiamo sentito la fortissima esigenza di trovare il modo più semplice, senza banalizzare, per quanto possibile, di condividere le scoperte grandiose di Salvatore. Perché voi avete una grandissima fortuna, perché la vostra maestra Graziella è una persona che ha la mente aperta e già ve ne accorgete, ma quando avrete la nostra età, circa 30 anni diciamo, apprezzerete ancora di più, ve lo posso garantire questo. Il mondo però non è fatto completamente di persone con la mente aperta, quindi all'università, anche alle scuole superiori, spesso non si dà questa grande importanza alla cultura sarda e al significato delle parole, perché attraverso le parole il potere riesce a manovrare le persone, cioè a renderle meno libere. Se voi capite che cosa significano le parole, capite che cosa vi dice il mondo e voi riuscite anche a comunicare veramente con gli altri. Diciamo che Salvatore in questo aiuta tantissimo e questa è stata la nostra ispirazione, tutto è venuto di conseguenza. Poi Nicola giustamente ha dato il suo enorme contributo con delle opere d'arte che ancora di più riescono a veicolare, a dare un messaggio che va oltre addirittura la parola. Quindi capiamo la parola e cerchiamo anche di andare oltre la parola. Questo. Perché nella raffigurazione dei diavoli c'era una dea che era raffigurata dentro un pozzo? Vuoi rispondere tu? Salvatore? Rispondiamo. Ok.
Oggi sono piuttosto emozionato Poi, anche su questo posso dire una cosa anch'io. Prima di quello, sì. I bambini mi emozionano molto più dei grandi. Ma allora, C'è un uditorio di mi scusi Salvatore, ma non è emozionante tutto ciò? Io da maestra glielo posso chiedere, ma glielo facciamo un applauso noi a questi bambini? Certo! Per una volta noi adulti, perché reggere a 10 anni 90 minuti di docufilm non è da tutti, è che loro sono bravi, cioè c'è poco da fare, Sì. per non dire i migliori. Sì. Quindi anche queste domande, bambini, ci danno la possibilità di penetrare, iniziare l'argomento che sarà nostro oggetto di studio da qui alla fine dell'anno, perché proprio in questo momento noi in linguistica, in grammatica e in lingua italiana stiamo inserendo etimologia e semantica. Ed è da qui che partiremo, perché maestra Graziella prima di partire voleva avere delle minime basi di studio, ecco, e di stimolo, no? E poi sui contenuti del film che io già avevo visto, onoratissima peraltro, perché è un lavoro meraviglioso, dal mio punto di vista che da profana seguo e studio le argomentazioni che riguardano la nostra antica civiltà e la nostra cultura. Finalmente è un lavoro di sintesi che ci consente di poggiare un pochino i piedi per terra e da lì poi partire per, diciamo così, uno studio più approfondito, vero bambini? E noi coglieremo naturalmente al volo questa occasione in maniera tale che poi anche gli studi successivi siano ben fondati e costruiti su delle premesse serie, di studio serio. Ok? Quindi rispondiamo alla domanda, poi mi inserisco io con la nostra tradizione locale. Allora, io non ricordo il nome. Alessio. Perfetto, Alessio. Allora, il lavoro che fa Salvatore, che è di ricerca, nello specifico lui è un linguista, quindi si occupa delle parole in primis, è un po' come l'archeologo delle parole, cioè lui va a ricercare dalla parola che noi utilizziamo oggi nella lingua sarda quello che è il significato che ha avuto nei tempi precedenti a quello che noi viviamo. Quindi, che cosa succede? Che oggi troviamo alcune parole nella lingua sarda che indicano qualcosa, ma in antichità indicavano qualcos'altro. Cosa succede? Sempre cercando di fare un po' gli archeologi delle parole, che Salvatore ha scoperto, e immagino che tu ti riferissi a Maria Farranca quando parlavi di una dea dentro il pozzo, che alcune figure che erano sacre ai tempi della Sardegna arcaica hanno subito delle trasformazioni. Ora, queste trasformazioni sono, diciamo, fisiologiche, nel senso che spesso il tempo fa questo scherzetto qua, si parte con un significato e si arriva a un altro. A volte perché in buona fede quel significato si smarrisce, altre volte perché qualcuno ha scelto di cambiarlo quel significato. Quando si parla di religione, perché Maria Farranca era la sacerdotessa delle processioni di Maimone, quindi stiamo parlando di personaggi legati al culto dell'acqua, acqua sacra, ok? Quindi Maria Farranca ha subito una demonizzazione. Che cosa vuol dire? Che era un'entità che in principio aveva un valore positivo. Con il passare del tempo, con le stratificazioni, quindi con l'evolversi della storia umana, questi personaggi sono stati a volte capovolti nella loro valenza e quindi ci siamo ritrovati delle divinità che sono diventate diavoli. Ora, spesso questo discorso è legato al fatto che nelle religioni si tenta, per renderle forti nel tempo, di prendere lo strato della religione precedente, quindi gli usi e costumi delle religioni precedenti, e inglobarli per renderla più forte, la nuova religione. Ecco, un po' quello che è successo nel cristianesimo è stato questo, cioè si sono presi molti riti che appartenevano alle religioni cosiddette pagane e sono stati fatti propri.
Con questo evento è successo anche che molte delle divinità delle religioni precedenti non potevano più avere la stessa valenza nella nuova religione e quindi sono diventate diavoli, spesso. E questo è il caso di Maria Farranca, che è diventata quel personaggio che se tu ti sporgi troppo ti prende e ti tira nel pozzo. Quindi da un valore positivo che aveva in partenza si è arrivati a questo valore che è legato alla paura e al timore. Dato che Nicola ha aperto un po' la via, non so se si sente. Sì, deve avvicinare il telefono. Volevo continuare spiegando che moltissime parole si sono trasformate nel tempo, ma principalmente quello che interessa a noi è che noi abbiamo perduto il significato originario di quella parola. Un tempo ogni parola aveva un significato, oggi non più. Per esempio, voi, rimanendo sempre sulla religione, prendete due parole italiane, inizio dalla prima, la parola curato. Il curato è quel prete di campagna, certo, okay, che se ne va a curare le anime nei paesi, eccetera. Però siamo sicuri che quella parola curato viene da curare? Allora la mia ricerca è basata proprio sulle parole malmesse. La parola curato è malmessa perché è un participio passato, esatto, significa che è stato curato. certo. Come mai uno va a curare mentre è lui che è stato curato? E allora, guardando nei dizionari antichi, mi accorgo che curato aveva un altro significato, era l'eroe del villaggio, colui che difendeva il villaggio, il guerriero. Da qui la trasformazione della parola, dal guerriero antico al guerriero cristiano che va diciamo, a curare le anime. Ma dato che ci siamo, la parola curare di per sé sappiamo tutti che significa attualmente, ma da dove viene? Cosa significò nel profondo anticamente? Curare sappiamo che significa tentare di sanare una persona, eccetera, eccetera. Anticamente aveva un significato ancora più profondo. Deriva dal sumerico kur, arcadico kuru, che significa figlio. La parola curare viene dall'allevamento dei figli, specialmente nell'antichità i figli erano allevati in un modo meticolosissimo perché, non essendoci le medicine di oggi, ne morivano a grappoli. Per cui la cura deriva dalla parola figlio, kur. Però tornando ai preti c'è per esempio una parola, poc'anzi ne ho detto una positiva, curato, ma ce n'è per esempio una negativa, cioè la religione vincente doveva, come diceva Nicola, mettere in nero, proprio nereggiare le situazioni antiche per chiaramente far vedere la religione in un altro modo. Una di queste parole, sempre rimanendo all'italiano, è la parola baro, sapete che significa? Colui che bara gioco. In realtà anticamente baru significava colui che faceva le divinazioni, cioè osservava gli intestini degli animali, le interiora, per predire il futuro. Da lì i preti ebbero gioco facile nel dire attento, quel baro, eccetera, e da lì la parola. Ecco, volevo dire questo, come si trasformano le parole. Invece io volevo dire, aspettate un secondo bambini, che tutto quello che noi stiamo vedendo si riallaccia benissimo a ciò che noi abbiamo fatto in questo periodo di passaggio solstiziale di Ognissanti con il culto di Maria Puntaoru, che dir si voglia. Puntaoru vuol dire una cosa, Funtaoru, e c'è stato un dibattito a Cabras, perché a Cabras infatti noi la chiamiamo Maria Puntaoru, non Puntaoru. E la chiamiamo Maria Puntaoru perché la Maria
cui noi facciamo riferimento è in perfetta sincronia con la radice matrilineare della nostra cultura, ecco, perché bambini, essendo la cultura prevalentemente matrilineare, è chiaro che i soggetti di riferimento erano donne, le donne deputate, le dee deputate, le divinità deputate a proteggerci dalle cose cattive che sarebbero arrivate, quindi con l'inverno, sapete, le paure dell'inverno, il cattivo tempo, il buio, la notte, le intemperie. Noi ci siamo anche medesimati negli uomini che in quegli anni, quando non avevano certo tutte le nostre comodità, vivevano in situazioni anche, diciamo così, architettonicamente valide, però di grande impressione nei confronti degli elementi della natura, vero bambini? Perché naturalmente non esisteva certo la corrente elettrica che illuminasse le vie, o non avevamo la televisione che ci intrattenesse la sera. Pertanto gli uomini erano a diretto contatto con la natura. Ed essendo la nostra cultura prettamente matrilineare, infatti abbiamo visto che il 99% delle statuine ritrovate di quel periodo ancestrale erano della Dea Madre in Sardegna, con le varie declinazioni peraltro della Dea Madre, ecco che queste figure venivano ad aiutare gli uomini a contrastare i pericoli dell'ignoto. In questo caso Maria Funta Oru, Funtana Oru, Oru e Funtana, cioè bordo del pozzo, della fontana, ma non del pozzo in profondità, proprio della fonte, la fonte a cui abbeverarsi per trarne beneficio e salute. Quindi in origine questo era la sacerdotessa, la divinità, la iana, la capo del villaggio, la sciamana, addetta al rito della sacralità dell'acqua della fontana, che ci proteggeva dai demoni e dalle forze del male, che poi si è trasformata negli anni, come diceva Nicola, in una è stata trasformata dalle operazioni di sincretismo religioso con una accezione negativa, è stata trasformata nel demone che vive, che risiede negli orli delle fontane a tirarti dentro in maniera malvagia. Mentre al contrario ella era colei che ci proteggeva dalle forze del male in origine. Ok bambini? Hanno tutte le religioni che sostituiscono, si sovrappongono ad un'altra. Abbassate la manina, poi la sollevate dopo. Hanno interesse a demonizzare la religione che l'ha preceduta, e quindi è avvenuto anche qui, regolarmente è avvenuto anche qui. Un'altra cosa che volevo dire, poi passiamo alle vostre domande, è che noi abbiamo un sito, infatti, nella spiaggia di Cabras, che si chiama Maimoni, dove i pozzi sacri e le fonti pullulano, partendo dal percorso di Tarros che sfocia con tutti gli acquedotti successivamente costruiti nell'età romana e che diventano ancora imponenti. Abbiamo Fontana Meiga. Fontana Meiga significa fonte medica. Non so se tutti sapete voi di Cabras, che rimane nella tradizione orale dei miei nonni la storia che i nostri pescatori spillantas acqua mari, grazie a quella fonte medica, cioè avevano imparato un metodo di spillare acqua dolce, sapete che l'acqua dolce galleggia sull'acqua salata, vero bambini? E allora, risalendo all'ultima glaciazione, quella di Würm, che attrasse tutte le acque dalle montagne, creando delle mizze e delle fonti incredibili a costa, cosa succedeva nella notte dei tempi? Che i nostri pescatori, oltre a saper guidare barche presumibilmente magiche, come dicevano, riuscivano persino a bere l'acqua dolce in mare, questa da spillanta, cioè con degli alambicchi e il sole facevano, come dire, filtrare, no? L'acqua, le gocce d'acqua, il sale restava sul fondo e ciò che evaporava tracinato nell'altro contenitore se lo bevevano. Ma questo è stato fatto fino ai primi del Novecento a Cabras.
e la fonte di Maimoi era proprio un pozzo sacro di rito, così come lo era Savuntantes Arracus a Torre Grande, Is Arracus, così come lo è l'ipogeo di San Salvatore e così come lo sono gli innumerevoli pozzi sacri che sono nel Sinis. Fate passare Tommaso, per favore. La mia domanda è questa. Nel filmato c'erano un paio di parole prese da antiche civiltà, ma perché sono state prese proprio dalle civiltà diverse della Sardegna? Che bella domanda, Tommaso. È una domanda che purtroppo la risposta è complessa. Perché allora la Sardegna sta al centro del Mediterraneo, bisogna vederla nella più alta antichità, quando era praticamente irraggiungibile. Si riuscì a raggiungerla soltanto durante le glaciazioni, cioè i primi abitanti durante le glaciazioni, quando l'acqua era molto bassa, la riuscirono a raggiungere con delle zattere, sia pure improvvisate. Le prime zattere, per intenderci, furono fatte con gli oltri legati. Gli oltri legati, cioè le pelli legate e soffiate proprio con la bocca. Una serie di oltri e con quelle navigavano i primi abitanti. Parlo di abitanti di 10, 15, 20 mila anni fa, 30, 40 mila anni fa, perché la lingua, bisogna andare, quando si fanno ricerche sulla lingua, alle origini, a quando nacque l'uomo. Quando l'uomo nacque iniziò subito a differenziarsi dagli altri animali tramite il linguaggio, comunicando. I primi abitanti, per esempio l'uomo di Cro-Magnon, provenendo dall'Africa orientale, arrivò facendo il suo passaggio verso l'Africa del Nord, Israele, eccetera, Turchia, arrivò anche in Italia e anche in Sardegna. La Sardegna chiaramente dall'uomo fu colonizzata per ultimo, però ricevette il linguaggio, ecco dove volevo arrivare, un linguaggio che era unico in tutto il Mediterraneo, portato nel Mediterraneo almeno dall'uomo di Cro-Magnon, se non dall'uomo di Neanderthal che l'aveva colonizzato per primo il Mediterraneo. Le loro parole non sono mai morte. Nella mia ricerca io ho scoperto questo, che non sono mai morte. Infatti nei miei libri dico che la lingua sarda è la più antica del mondo, perché alcune lingue muoiono e la sarda non è mai morta. Io me ne sono accorto andando a ricercare nei dizionari più antichi del mondo, quelli che contengono le lingue morte più antiche del mondo, il sumerico e l'accadico, che sono lingue antichissime. Alcuni suppongono che il sumerico sia una lingua che risale ad almeno 9000 a.C., ai tempi di Atlantide, per intenderci. E allora mi accorgo che il sardo praticamente si basa tutto sul sumerico e sulla successiva lingua. Io ho dovuto fare quella ricerca per capire i significati delle parole sarde, perché senza quella ricerca non sarei mai riuscito. Cioè, se mi fossi fermato a 2000 anni fa alla lingua latina, avrei detto, come hanno fatto i miei predecessori, che tutta la lingua sarda deriva dal latino. Invece io, approfondendo come fanno gli archeologi, scendendo nei millenni, sono riuscito a ritrovare le parole identiche a quelle sarde in tutti i dizionari del Medio Oriente, del vicino Oriente. Forse sta alzando la mano, forse voleva dire qualcosa. Il mio io vorrei fare un'altra domanda con un approfondimento sottinteso. Visto che l'uomo ha deciso di conquistare, cioè di colonizzare la Sardegna più in avanti, perché ha deciso proprio di colonizzare prima il Mediterraneo e non in qualche altro mare? Noi parliamo delle ricerche degli antropologi, per intenderci.
Gli antropologi dicono questo, che l'uomo praticamente nacque nelle zone etiopiche e da lì poi, se gli antropologi in futuro diranno che è nato altrove, si vedrà. Però quello che io voglio dire è questo, che le migrazioni avvennero sempre dal sud verso nord, perciò dall'Africa verso nord cosa c'è di rispetto all'Africa? Il Mediterraneo. Il Mediterraneo, che sappiamo è un territorio fertilissimo nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, l'acquefino, per intenderci, che è un elemento molto delicato. Cioè il Mediterraneo ha dato la possibilità dello sviluppo della civiltà dall'inizio del Neolitico. Però è possibile che molti altri popoli siano risaliti, per esempio, dall'India, dal centro dell'India verso l'Himalaya e così via. Il concetto fondamentale è questo, che dovunque l'uomo abbia tentato di colonizzare la terra partì sempre da sud, perché a nord della terra ci stavano i ghiacciai. Tenete conto che durante le glaciazioni le profondità del ghiaccio arrivavano perfino a 3.000 metri, 3 km di ghiaccio. L'uomo su 3 km di ghiaccio non poteva esistere, non poteva vivere, perciò è chiaro che le colonizzazioni vennero sempre da sud verso nord. Incontrarono la Sardegna e una volta che incontrarono la Sardegna, ci rimasero la Sardegna al centro del Mediterraneo per le sue difficoltà, parlo del Paleolitico, per le difficoltà di comunicazione, rimase sempre isolata. Per questo motivo ha conservato un linguaggio purissimo che ancora lo collega alle antichissime popolazioni primitive che possiamo collegare proprio all'uomo di Cro-Magnon, quelli che poi noi chiamiamo Sumeri. Diego. Io mi volevo chiedere come Salvatore è riuscito a ricordarsi tutte quelle parole. È perché ce ne vuole di memoria, per ricordarsene tutte. Diego. Io, molti che mi conoscono sanno che sono un grande smemorato. Io nelle mie ricerche utilizzo esclusivamente i dizionari antichi e le grammatiche antiche. Cioè, qualunque dubbio abbia, io sfoglio i dizionari, ma per la verità, siccome parlo molto meglio la lingua italiana, per esempio, rispetto al sardo, io anche per l'italiano, per tenermi un po' in forma, sfoglio il dizionario se non una volta alla settimana, molto spesso, perché molte parole o non le conosco o le ho dimenticate. Io vivo così sui dizionari ed è tramite i dizionari che ho imparato, che ho capito, ho intuito che le parole sarde sono ancorate alla più alta antichità. Senza i dizionari non ci sarei mai arrivato. Irma. Come mai hai voluto fare il linguista? È un'altra domanda fortissima. Sono diventato ricercatore di linguistica sarda quando mi sono accorto che nessuno aveva colpito nel segno nel tradurre le parole. Mi riferisco inizialmente ai toponimi, ai nomi di luogo. Io non so se lo sapete, se mi hanno presentato come tale, io sono l'ex presidente regionale del Club Alpino Italiano. Ho percorso a piedi più di 50.000 chilometri sulle montagne della Sardegna. Con le carte topografiche, infatti molti pastori credevano che fossi un ufficiale di carabinieri travestito in cerca di banditi. Io girai per esempio tutto il Supramonte ai tempi in cui era stato rapito da André con la moglie e rischiai anche la vita per 2 volte. Con queste cartine mi accorgevo che le cartine avevano dei nomi intraducibili. Siccome chi mi aveva preceduto tentava di tradurli solo con l'unica lingua che riusciva a gestire, la lingua latina, e mi ero accorto che non era possibile, era impossibile usare la lingua latina, e da lì che mi partì la scintilla di diventare linguista a
a tempo pieno, nel senso che mi chiusi in biblioteca, uscendo solo la domenica per tornare in montagna, e da lì iniziai le mie ricerche su dizionari e grammatiche antiche, facendomeli rifare da tutto il mondo. Questa è un po' la mia vocazione, perciò dalla laurea ho ripreso gli studi di linguistica approfonditi sui 15 anni fa. Da 15 anni sono diventato quello che sono, nessuno poi mi ha seguito perché nelle varie università continuano a insistere che la lingua sarda derivi dal latino. Io li sfido continuamente nei miei libri con evidenze di tutti i tipi. Io direi che le regole del buonsenso normalmente vengono soprassedute su questi temi, no? Perché certo tacciare chi studia di essere fatta questo e fatta quello è abbastanza comune e non ci piacciono neanche le teorie fondate sul nulla, però capire che ci siano delle radici che partono da prima delle lettere classiche non mi sembra poi una grande impresa. Nicole? Vorrei sapere perché avete scelto questo titolo, questo nome. Non è stato facile, sicuramente lo potete immaginare, abbiamo pensato a tanti titoli. È difficile, è come dare il nome ad una persona, a qualsiasi essere vivente oppure oggetto. La Sardegna volevamo che fosse proprio nominata esplicitamente, così come l'acqua. Abbiamo pensato al tempio nel suo significato più profondo e diciamo che tra tutti i titoli ci è sembrato quello che riuscisse sia a dare un suggerimento sui contenuti del documentario, ma al tempo stesso non essere proprio troppo descrittivo, perché volevamo lasciare spazio all'immaginazione prima ancora di guardarlo. Ecco. Certo. Siccome noi crediamo anche che la parola abbia una valenza che va al di là della comunicazione, una valenza quasi magica, possiamo dire, quindi era importante scegliere con oculatezza questi termini, quindi Sardegna, tempio, acque, tra l'altro al plurale acque, perché è vero che l'acqua con la A maiuscola come elemento, però ci sono vari tipi di acqua e ognuno ha la sua valenza, e quindi abbiamo scelto questo. Posso aggiungere qualcosa? Scusa Lorenzo, scusa. Grazie, te lo ripasso subito. Allora, era solo per ricordarvi che una località a voi vicinissima, che si trova a pochi passi da qui e anche dal nostro cuore, che si chiama Maimone, letteralmente significa tempio delle acque, perché la parola Main significa acqua, Unu, che è la seconda particella che compone la parola Maimone, significa Santa Santorum, ovvero la parte più sacra del tempio, e perciò Maimone, tempio delle acque, e questo è fondamentale. A te la parola. Vorrei domandare una cosa sul titolo, ma perché c'era scritto Tempio delle Acque? Ok. Però È proprio per riconoscere la potenza alla Sardegna in quanto tempio delle acque, non solo nello specifico con quella località che si chiama Maimone e che ha quel significato, letteralmente il tempio delle acque, ma anche per riconoscere la Sardegna come una grande terra che può essere descritta e definita come un vero e proprio tempio delle acque. Come mai ci sono delle maschere, ma come mai a posto di un colore ne hanno molti di colori? La risposta arriva. la risposta direttamente da Nicola. Allora, intanto è importante dire che queste maschere sono fatte in materiali particolari, come ad esempio il titanio, il carbonio, il Kevlar e altre fibre molto particolari che, oltre ad essere dei materiali durissimi da lavorare, hanno anche dei colori che gli appartengono naturalmente.
Quindi questa già può essere una risposta, laddove la maschera ha inglobato degli elementi che lasciano delle trasparenze dove questi elementi aggiuntivi non ci sono. Per esempio una maschera in fibra di vetro tendenzialmente sarà trasparente, mentre invece laddove vengono inglobati degli elementi della natura, come può essere il legno, che siano truccioli di compensato, che sia sughero, o dove ci sono addirittura delle foglie di fico o foglie di acero, quei colori dipendono naturalmente dai materiali che vengono aggiunti. Ora, come dicevo prima, ognuna delle opere ha un proprio nome. Questo nome può essere legato anche all'aspetto esteriore dell'opera stessa. Per esempio, c'è un'opera che si chiama Nur. Voi saprete che Nur è una parola che sta all'inizio della parola nuraghe, per esempio, di tante località della Sardegna, della località che si chiama Norbello, che Salvatore ha citato nel documentario. Ha detto che deriva dalla parola Nurhidu, in cui Nur indica la luce, quindi stiamo parlando di qualcosa che è legato alla luminosità, e Hidu in questo caso qua significa fonte battesimale. Quindi, per dirti la traduzione di Norbello, è molto importante, è molto importante. Norbello, Salvatore, ascoltando bene. lo traduce, sì, Norghiddo. Dicevamo appunto la traduzione che dà Salvatore, Nurhidu, fonte battesimale del dio Sole. E come ti dicevo, c'è un'opera del progetto artistico che si chiama Nur e che ha un colore che assomiglia a quello del Sole, perché i nuraghi, Salvatore sostiene che fossero dei luoghi sacri e più precisamente degli altari solari, quindi legati a questa divinità che è il Sole. Questa può essere una risposta. Quindi tanti colori perché tante sono le sfumature che nella Sardegna possiamo cogliere anche soltanto con i colori, e tali sono le sfumature che io ho scelto insieme all'artigiano che le ha realizzate matericamente queste opere, che si chiama Alfonso Canfora, e che colgo l'occasione per salutare. Tante sono le sfumature che abbiamo scelto di diciamo, offrire a voi con queste opere. Bravo Gabriele, ultima domanda. A chi tocca? No, c'è Giulia. Vieni Giulia. Ormai il popolo sta diventando numeroso qui. Perché le maschere della Sardegna sono importanti? Wow Giulia. Se volete rispondo sempre io. E parto dalla parola che ha detto Giulia. La parola maschera viene dal sumerico mashkara, che significa indirizzare parole pure e schiette. Quindi la maschera in pratica consentiva di celare l'identità per esprimere il pensiero. In poche parole consentiva di dire ciò che si voleva, perché moriva l'identità di chi la indossava e nasceva l'identità della maschera. Capito bambini? Quello che succede ancora adesso con la maschera. Celiamo la nostra identità e magari approfittiamo per dire anche cose che normalmente senza la maschera non diremmo. È vero? Quasi ci dà coraggio, no? Quindi perché le maschere della Sardegna sono tante e perché sono importanti? Sono tante perché l'uomo nella sua evoluzione ha cercato di lasciare una traccia di questi trascorsi, e quindi sono tante proprio per questo, perché c'erano diciamo tante sfumature di un'unica cultura, e sono importanti perché sono la prova di una cultura vastissima e fortissima che ancora oggi troviamo nel bagaglio della Sardegna che viviamo. Ok, grazie Giulia. Sara? No, Davide. Oltre a questo docufilm, avete fatto altri progetti? Allora, rispondo ancora un po' io, poi se vuole rispondere anche Cinzia, benvenuta. Allora, il documentario è una delle forme di espressione del progetto artistico Sasardiglia, e come tale diciamo che è una delle sue manifestazioni. In realtà il progetto
madre, se così lo vogliamo definire, è il mio progetto artistico, che si chiama Sasardiglia proprio perché vuole omaggiare la Sardegna, la città di Vistano, di tutti gli studi che stiamo mettendo a disposizione, non solo a voi ma anche alle persone che fanno di mestiere lo studioso di lingue, lo studioso di antropologia, lo studioso di tanti settori. Perciò vi invitiamo, chi volesse approfondire, a conoscere meglio il progetto artistico Sasardiglia, anche visitando il sito web sasardiglia.com. Sara, puoi andare là. Perché le maschere le hanno fatte una di ogni tipo? Allora, diciamo che si parte dalla Sartiglia, in quanto io sono oristanese e ho vissuto la Sartiglia sin da quando ero bambino e ho cercato, sin dalla mia infanzia, di capire che cosa si svolgesse in quel rito magico. Ho cercato di capire, man mano che lo vedevo, perché si ripeteva ogni anno, quali potessero essere, diciamo, gli aspetti più velati di un rito sacro. E partendo da là poi mi sono imbattuto negli studi di Angius, di Dessì, di tanti personaggi che hanno registrato dei dati relativi alla giostra, e ho approfondito sempre di più cercando di capire che cosa faceva questo Componidori, che tipo di figura era e così via. E ho scoperto che secondo quegli studi praticamente il Componidori era un personaggio che componeva, come dice Salvatore, non si sa cosa, che con la Pipia de Maio, che è la bambina di maggio, faceva una benedizione di cui non si capiva benissimo il significato, sì, propiziatorio, ma poi nello specifico si tende sempre a divagare. Quindi siamo partiti proprio dalla ricerca sulla Sartiglia per cercare di capire di che cosa si trattasse. Quando ho trovato gli studi di Salvatore De Dola mi si è aperto un mondo, perché ho fatto tantissime connessioni. Con quelle connessioni e con la mole di informazioni che avevamo, abbiamo detto, ma la Sartiglia non è solo una giostra di importazione aragonese medievale nella quale c'è una figura pseudo-militarizzata che svolge dei compiti standard, e quindi abbiamo voluto andare oltre quella, diciamo, versione dei fatti. Abbiamo scoperto che su Componidori è uno sciamano, abbiamo scoperto che è una figura sacra e come tale ha 1000 volti. Ognuno di questi volti, sempre con i limiti che ha l'umanità nel cercare di rappresentarli, possiamo dire così che tanti di questi volti sono stati colti ed espressi nelle opere del progetto artistico Sasartiglia. Come mai avete voluto fare questo documentario sul tema dell'acqua? Anche qui la risposta sarebbe molto lunga. Sì, però possiamo aggiungere questo. Il tema dell'acqua è vastissimo, specie se, oltre all'approccio linguistico che ha utilizzato Salvatore per esplorarlo, si va per esempio a parlare di fisica. Abbiamo scoperto, noi come genere umano, poi faccio portavoce di queste scoperte, che l'acqua è capace di ricevere e di veicolare delle informazioni. Quindi, siccome noi siamo fatti in peso molecolare quasi al 99% di acqua, ma in buona sostanza noi siamo acqua, noi siamo in grado, come contenitori di acqua, a nostra volta di ricevere e dare delle informazioni, con il pensiero, con la parola, eccetera. Gli sciamani antichi sapevano questo, perciò riuscivano a curare con le acque gli abitanti dei loro villaggi, mettiamola così. E lo facevano con dei riti particolari, in cui si informava l'acqua e con la risonanza di quest'acqua con quel contenitore che era la persona, gli si trasmettevano queste informazioni. L'acqua dei pozzi sacri, diciamo che segue questo principio logico, è un'acqua molto particolare, che ha delle caratteristiche particolari, e che è in grado di ripristinare un ordine
in un organismo che ha l'acqua, per come dire, disordinata. Quindi, come ci è venuto in mente di fare questo documentario sull'acqua? Dal momento in cui avevamo tutta questa mole di informazioni e la necessità di trasmetterle, per rendere fruibile tutta questa serie di dati agli appassionati, alle persone che come voi si approcciano al tema anche a scuola, abbiamo scelto di fare un documentario e speriamo che vi sia piaciuto. Grazie. Perché avete voluto usare le maschere come elemento fondamentale del film? Allora, anche questa domanda è bellissima. La risposta può essere questa. La maschera in sé, come espressione di un pensiero puro, può essere un veicolo che va addirittura oltre la parola. Quindi può far arrivare qualcosa a chi guarda l'opera in sé, che trascende addirittura le parole, quindi arriva prima. È come dire che può far intuire qualcosa che va oltre il linguaggio. Quindi abbiamo scelto di utilizzare le maschere per veicolare delle informazioni che sarebbero state più difficili da far arrivare in altro modo. Grazie, Cristian? Perché il simbolo delle fontane e dei pozzi è un triangolo con l'occhio? Tanto è nuda. Allora, rispondete se Prego, prego. Allora, io prima ho fatto riferimento ad una maschera che ha nella fronte, ed è questa qua, quella che vedi qua adesso, il triangolo con il vertice rivolto verso il basso. Quello viene definito il simbolo alchemico dell'acqua. Ti interrompo un secondo. Bambini, com'era la fonte sul sole quando siamo partiti nel nostro viaggio di universo della lingua italiana? Com'era? A forma di triangolo come? Montagna capovolta. Era una montagna capovolta, era un triangolo rovesciato, quindi attenti bene. Ecco, il discorso che facevamo prima proprio sul simbolo e sulla capacità del simbolo di veicolare informazioni molto più rapidamente della parola può essere ricollegato alla domanda che facevi tu, perché come saprete lei vi ha parlato della cultura matrilineare. Nella cultura matrilineare per esempio c'erano delle sacerdotesse degli elementi, quindi delle figure che si occupavano chi della terra, chi del fuoco, chi dell'acqua e chi dell'aria. E il riferimento è proprio qua, cioè che con il simbolo si riesce a veicolare una informazione che immediatamente ci porta anche in un passato lontanissimo. Capito? Vuole dire qualcosa? Infatti, chi presiedeva quella fonte magica sul sole? Ashra con chi? Con le 12? E quindi proprio le, diciamo così, no? Le Yanas deputate alla protezione degli elementi. Bambini, siamo partiti proprio da quel dato nel mio libro, è vero? Prego, Cinzia. Come hanno appunto già specificato sia Graziella che Nicola, questo simbolo, che ricorre anche nel libro bellissimo di Graziella, il triangolo rovesciato, che riporta alla simbologia del femminile, anche nello specifico. Proprio, Esatto. quindi non tanto la donna, cioè la figura della donna, il femminile, il principio del femminile, legato appunto all'acqua, all'accoglienza. Ecco perché il pozzo sacro che raccoglie l'acqua, diciamo quello che viene chiamato, sempre in quella disciplina che è chiamata alchimia, il lato passivo, legato anche alla luna. Passivo non è da intendere chiaramente in un senso negativo come qualcuno che subisce qualcosa. Passivo è un concetto molto più ampio e che significa semplicemente lasciare entrare, cioè un aprirsi al mondo, un aprirsi alla sostanza. L'accoglienza. Sì, l'accoglienza, esattamente. Allora, chi c'era adesso? Mirko. Chi ha realizzato queste maschere? Vuoi rispondere tu, Cinzia, che sei Va bene, sì, dai, ci sono super parti.
Allora, queste maschere sono ciascuna un'opera a sé, alcune sono anche dei trittici, quindi sono 3 a 3. Sono state realizzate da Nicola insieme ad un'altra persona che si chiama Alfonso. Diciamo che Alfonso è proprio l'artigiano che lavora la materia e Nicola è la persona che diciamo, ha curato il concetto di ogni opera. Quindi insieme hanno fatto questo bel lavoro che è anche un esempio di come il lavoro di squadra dia dei risultati splendidi. Certo, vai Mirko, grazie. Nicola? Ah, Francesco? Poi Chiara e poi Nicola. Perché la maggior parte delle foto parla della natura? Rispondi tu. Beh, perché noi siamo natura e quindi per capire noi stessi possiamo sia fare riferimento a appunto a ciò che ciascuno di noi è e che sente e anche guardare l'esterno, che è una delle sue rappresentazioni, appunto la natura, quindi i boschi, l'acqua, qualsiasi elemento, e rispecchiarci in questi, perché se lo notiamo siamo simili, in effetti siamo fatti degli stessi atomi e quindi ecco, questo vorrebbe suggerire guardare e vivere maggiormente la natura, perché è ciò che noi stessi siamo. Non so, posso continuare un attimo su questo? Cioè, da tutti gli elementi che Nicola e Cinzia hanno raccolto, che ho racconto io, tutti questi elementi convergevano verso l'idea della natura in sé. Infatti sono stati mostrati nel film, no? Spiegati, e convergevano verso l'idea della procreazione, del mondo che ha bisogno di un'evoluzione che in realtà è un ciclo, è un riciclo continuo. E noi abbiamo individuato, appunto nel fare questo film, abbiamo individuato il filone principale che è proprio come dire, le deità, le divinità che guidavano l'universo nella propria evoluzione. Ecco perché il concetto di natura è un concetto formidabile che molti non hanno voluto ancora penetrare a fondo. Il concetto di natura è insito nella stessa idea di Dio, cioè Dio di per sé, Dio o Dea, perché non si sa ancora se i primi pensatori pensassero a un Dio dell'universo unico o a una Dea dell'universo unico. Però è chiaro che videro questa Dea come colei che dava origine all'universo e lo faceva evolvere. Infatti anche la parola Deu in sardo significa letteralmente creatore dell'universo. De significa in sumerico creare, significa l'universo, da cui sono partite tutte le denominazioni, uno, il dito, tutto veniva chiamato con la U, per mostrare appunto come dal pensiero di Dio, il Dio come pensiero puro, poi si riesca a vedere un universo che si sviluppa quasi a gloria di Dio stesso. E tra l'altro Deo in sardo significa anche io. Quindi torniamo sempre là, questa unità. Quindi Dio il pronome personale. Esatto. Allora Nicola, grazie Francesco. Bambini, siete tantissimi, aspettate, cerchiamo di fare risposte più veloci per accontentarvi tutti, perché l'ora sta anche volando. Prego Nicola. Come mai usavano le maschere per nascondere la cattiveria? Infatti la maschera, come qualsiasi cosa che possiamo inventare, pensare e realizzare, si può usare per fare qualsiasi cosa, e questa cosa può essere, diciamo, tra virgolette, buona oppure può essere cattiva, quindi con qualsiasi oggetto tu puoi fare qualsiasi cosa. Ci sono anche maschere molto cattive però. Ci sono sì, maschere che appunto hanno dei tratti molto... Grazie Nicola. Perché è importante conoscere la Sardegna antica? E questa
Mentre ce la risponde il signor Dedola. È importante perché la Sardegna antica, Attenti tutti i bambini. vederla come le radici di un albero. L'albero produce i frutti, ma i frutti non nascerebbero senza il tronco che porta la linfa. E la linfa da dove viene? Viene dalle radici che assorbono il materiale vitale dalla terra stessa. È un tutt'unico. Noi, senza conoscere il nostro passato, non riusciremmo mai a capire chi siamo. Questo ha spinto me nella ricerca profondissima delle radici linguistiche, perché mi rendevo conto che la lingua sarda, purtroppo disprezzatissima da quasi tutti, aveva bisogno di un riscatto andandola a riscoprire. Senza questa riscoperta la lingua sarda non avrà nessun futuro. Grazie, brava Chiara. Mattia? Durante la proiezione del film avevo visto che c'era una maschera dentro una teca e volevo domandare se era tipo una maschera speciale. Allora, la maschera a cui ti riferisci è la maschera che abbiamo donato a Salvatore Dedola in occasione della presentazione del progetto artistico con una conferenza che si intitolava Sa Sardiglia e l'incantesimo della pioggia, in cui parlavamo appunto della Sardiglia secondo una prospettiva diversa rispetto a quella che finora gli oristanesi avevano conosciuto. Si tratta di una maschera che abbiamo battezzato Etimos. Etimos è un aggettivo greco che significa vero. E quale parola migliore per battezzare una maschera e donarla a chi si occupa di indagare sulle verità nascoste della lingua sarda? Bella domanda e bella risposta. Sì? Chi c'è? Rosario. Perché la dea della fontana, se poteva uscire, perché non era scappato? E poi perché quando c'era qualcuno si doveva arrampicare e tirarlo giù o la sua mano si allungava? Insomma, bisogna sempre riandare ai tempi in cui arrivarono i primi preti cristiani in Sardegna. Esatto. Alcuni arrivarono nel 400, ma la massa arrivò nel 600 d.C. E loro avevano bisogno assoluto di cancellare l'antica religione, altrimenti la propria non vinceva. Ma poi lui dice perché proprio lei, sì. da Maria non scappava? Loro, bisogna partire dal concetto che loro trasformarono tutti questi benefici che l'antica religione aveva, perché erano tutti deità, divinità benefiche. Anticamente i diavoli non esistevano. Non esistevano per niente, erano tutti folletti benefici che facevano bene alla natura, che poi sono rimasti un po' in tutto il mondo, i trolls, anche quelli diventati cattivi per opera dei preti, gli gnomi e così via. Erano tutti folletti, le fate, noi le chiamiamo fadas anche. No, queste fate furono tutte trasformate in diavolesse, le quali dovevano rimanere rinchiuse lì, in quei luoghi. Infatti, non a caso, i pozzi, sacri o non sacri, le domus de Janas, che sono buie per propria natura, furono indicate dai preti antichi come i luoghi bui dove c'erano gli esseri bui e cattivi che facevano male alla natura. Perciò quelli uscivano sì repentinamente per afferrare un bambino, mangiarselo eccetera, secondo quello che dicevano i preti, però poi dovevano rientrare nella loro spelonca. Anche l'orca, per esempio, no? L'orca, che è una parola anche sarda. L'orca per antonomasia, per eccellenza, che cos'è l'orca? È quella donna più cattiva, non si può, l'orca. È quella donna che esce di colpo dal proprio antro, dalla propria grotta, va, afferra il primo bambino che passa e se lo mangia. In realtà in origine l'orca era la dea Luna, Urku veniva chiamata dagli antichi accadici. Urku, la dea Luna, era una dea benefica. Ecco, non so se... Posso farle una domanda, Salvatore? Noi a Cabras abbiamo un modo di chiamare la luna che è Mama Kei. Mai sentito?
A Mamma Kay. Nanna, vabbè, Nanna lo sappiamo. Nanna, non mamma. No, Nanna, quando si dice andare a fare la nanna, era proprio un rimandare, andare tra le braccia della luna. Questa è ancora... chiamata Nanna in sumerico. Esatto, esatto. Però, oltre a questo modo di dire nanna, noi diciamo anche Mamma Kay. Perché mia nonna, quando ero piccolina, mi diceva vai a Mamma Kay. È da esplorare perché è molto bella come definizione, è una mamma. Mandi una email, Sì. Infatti mi stavo dimenticando. Allora, Davide? Perché questo video si svolge nel bosco? Sono nel bosco, anche nel bosco. È il bosco, è la natura per eccellenza, no? Esatto, come accennava Salvatore poco fa, si svolge anche nel bosco, proprio perché il bosco è la natura per eccellenza, quindi abbiamo scelto di andare anche in quei luoghi, specialmente siamo andati a Monte Arci, poi siamo andati anche nella pineta di Torre Grande, in altre località che avevano dei grandi alberi in cui abbiamo installato anche delle opere. Per esempio a Monte Arci abbiamo installato un trittico, quindi un'opera tripla, che si chiama Equinozio, in cui c'è una maschera che ha una foglia di acero inglobata nella sua struttura, una maschera che ha la foglia di fico e una terza maschera trasparente che ha qui il disegno delle gocce d'acqua che cadono sulla terra. Ecco, Equinozio in riferimento sia alla ciclicità e quindi al tema della generazione e rigenerazione della natura, proprio nel bosco, perché il bosco, essendo parte viva della natura, si genera e si rigenera ogni anno, anche passando per l'equinozio. E quindi abbiamo scelto il bosco proprio perché è più natura di così. Immersi nella natura. Grazie, Esatto. Davide. Le ultime domande. Tommaso. Intanto bambini vi ringrazio perché le vostre domande hanno dato veramente la possibilità di entrare nel merito. La mia domanda Domanda o commento? domanda ha due domande in una, ha a che fare con le maschere. La prima maschera com'era e in che anno era e poi perché proprio in quell'anno? Allora, la tua domanda è bellissima, proprio perché apre a un percorso di ricerca che saremmo felici se, diciamo, vorresti percorrere anche tu. Come accennava Cinzia, non abbiamo nessuna certezza, possiamo però supporre che l'uomo fin dall'antichità utilizzasse a mo' di maschera, per esempio elementi della natura come possono essere le foglie, piuttosto che, come ha detto Salvatore nel documentario, con l'evoluzione anche pelli di animali, come poteva essere il maiale, il cinghiale, eccetera, eccetera. Perciò non c'è una data precisa che ti possiamo dare, però possiamo dirti che l'uso umano di mascherarsi risale alla notte dei tempi. Grazie. Certo. Vorrei fare anche un commento su questa giornata. Vorrei ringraziare a Nicola, a maestra Graziella, al professor Salvatore e anche a Cinzia di questa bellissima giornata che ci hanno fatto vivere. Soprattutto a maestra Graziella che l'ha organizzata perché ci ha fatto venire al cinema e ci ha fatto godere di questo bellissimo film per 93 minuti. Sono molto contenta di aver trascorso questa giornata con i miei amici. Grazie. Non ho pagato, non l'ho fatto da solo. Vieni Diego. Mattia, vuoi fare un'altra domanda anche tu? Un commento. Ah, adesso siamo ai commenti. Qua si parla di commenti e domande. Prima, cioè domanda molto importante. Certe, come dire, religioni, divinità, come possono essere simili a certe nostre? Ho citato nel film il mito di Adone. Il mito di Adone, pur con tanti nomi diversi, era quasi unico dappertutto. Addirittura ho spiegato che era unico, anche era più o meno identico anche presso i Celti.
i quali adoravano la dama delle acque e il pescatore morente, che non era altro che Adone morente. La dama delle acque, dama è una parola sumerica che significa signora. Adesso usiamo la parola signora per nominare la Madonna. Un tempo si diceva dama, perciò la dama delle acque era la Madonna delle acque, la dea delle acque. Cioè, pur con parole diverse, con situazioni diverse, le religioni, andando a fondo, erano praticamente simili. Infatti quello che colpisce me, ma spero che colpisca tutti nel mondo, è questo: perché ci stiamo ancora facendo la guerra musulmani contro cristiani, contro qua, contro là, quando siamo tutti unici nel pensiero e nei bisogni fondamentali? Io sto scoprendo questo nei miei studi. Papa Francesco anche lui ci è arrivato, io sono felicissimo, vorrei abbracciarlo per questo spirito di misericordia che vuole infondere al mondo. Allora, sono contento di aver avuto la risposta. Riguardo i commenti, ovviamente ringrazio Maestra Graziella come Tommaso, ti ringrazio tantissimo per averlo organizzato. Poi devo dire che questo film documentario è stato bellissimo, ha superato le mie aspettative. Mattia, un commento? Vorrei solamente fare i complimenti per lo sforzo per aver fatto di questo docufilm bellissimo. Grazie. Apprezzare il lavoro altrui è un atto di nobiltà incredibile. Vieni, Gabri. Sono fiera di voi, bambini. Voglio dire un commento e una domanda. Iniziamo dalla domanda. Ma le maschere erano state ritrovate o c'erano già e sono state costruite adesso? Sono state fatte su dei modelli pregressi, dici tu. Allora, diciamo che si è partiti proprio dalla maschera del carnevale oristanese per antonomasia, che è quella della Sardiglia, dalla quale poi ci si è slanciati oltre, proprio perché la maschera della Sardiglia è fortemente tipica. Noi non siamo partiti con l'intento di cambiarla, anzi di rispettarla completamente e eventualmente di utilizzare l'arte per veicolare un messaggio, diciamo, più universale rispetto a quello particolare che la maschera della Sardiglia già trasmette. Grazie. Poi passiamo al commento. Vogliamo ringraziare la nostra Graziella che ci ha portati al cinema. Grazie. Una bella esperienza davvero. È stata una bellissima esperienza anche per me. Allora, Davide? Una domanda e un commento. C'è un luogo pubblico dove si possono vedere tutte le maschere che sono state realizzate? Solo questa domanda? No, poi c'è un commento. Ok, allora. Abbiamo organizzato finora una mostra che abbiamo intitolato Anguli, l'uovo cosmico e la Sardegna, da Gilles Deleuze, Félix Guattari a Maria Gimbutas. Ora, può sembrare complicato, però andiamo con ordine. Il titolo della mostra, Anguli. Abbiamo scoperto tramite il documentario che la parola Anguli, che è il nome del pane centrale di quella composizione che si chiama Subanitis Bagadimus, ha un'origine babilonese e significa da Ankullu, precisamente bagliore lucente di quell'uovo cosmico che esplodendo ha generato l'universo. Ora, Anguli, l'uovo cosmico, e sappiamo già che c'è il collegamento all'uovo cosmico. L'uovo cosmico che cos'è? È un richiamo fortissimo
al tema della generazione e della rigenerazione, che ovviamente è insito nella natura, ok? E tutti i vari personaggi come Gilles Deleuze, Félix Guattari e Maria Gimbutas, che abbiamo citato in questa mostra, sono dei personaggi chiave che hanno parlato di questo tema in maniera molto approfondita e che piano piano vi invitiamo a scoprire. Anche Tilde Gianni Gallino con il libro La ferita e il re, se posso suggerire, Sono... che nella fattispecie occupata proprio della ricerca sulla mitologia relativa al re pescatore, all'invidia del ciclo relativo alla Dea Madre. Si è occupata molto nel dettaglio della Sartiglia di Oristano, è veramente un bellissimo testo universitario che purtroppo non è più in vendita, però se qualcuno dovesse essere interessato a leggerlo lo consiglio, è in dotazione presso la libreria di Oristano, è uno dei pochi rimasti in circolazione. Grazie. Aggiungo soltanto che di quella mostra, che potremmo ovviamente riorganizzare, è disponibile il catalogo che potete visualizzare e scaricare gratuitamente sul sito del progetto artistico sasartiglia.com e probabilmente a breve organizzeremo degli altri eventi in cui finalmente potrete vedere, se non tutte, buona parte delle opere del progetto artistico, alcune delle quali nuove che ancora non abbiamo svelato né nel documentario né tantomeno al pubblico in eventi. Poi voglio dire grazie a Maestra Gra per questa mattinata. Ok, grazie. Davide, l'ultima cosa, poi bambini, io direi, visto che abbiamo parlato di riti e ci siamo sperticati con la storia di Maria Puntaoro e Puntaoro, noi glielo regaliamo noi il nostro rito al professor De Dola. Cosa ne dite, bambini? Sì. Allora, compattatevi un secondo solo, compattatevi qui tutti in piedi e poi vi risedete. Siamo pronti? Sì. Pronti? Allora, dal titolo, bambini. 1, 2, 3. S'assorbire per Maria Puntaoro. Horus et horus, l'impegaor, esta rivendi Maria Puntaor, Maria Puntaor, Maria Puntaoru. Serviu destria, come magaggia, di scetti di docata, di spizzoa che stragia, di spizzoa che stragia, di spizzoa che stragia. A pizzu di docata, sume su notti, scetti a dromio di stocca sasotti, a chi se ci sciu, e nosse dromendi, l'estra s'arriva e disperra saprenti, disperra saprenti, disperra saprenti. Rantu de burca, mina se gutta, codia papau, sava s'asciutta, quando sa questa di pezza papau, nara che la briga sappia cavau, poi in brutti, di durandi e luna, visu de pace, de boa fortuna, de boa fortuna, de boa fortuna. L'impegaor, esta rivendi Maria Puntaor, Maria Puntaor, Maria Puntaor. Io guardate bambini, vi dico questo, la vita è un momento così veloce in questa dimensione che porterò nel mio cuore questo con molto piacere, perché è stato un momento di comunione e di vero successo formativo e continuità tra scuola, famiglia e amici che sono venuti per noi a trascorrere questa bella giornata con noi. Quindi ringrazio tantissimo i bambini per primi, i vostri genitori che sono voluti venire a vedere questo documentario. Ringrazio, non trovo neanche le parole per ringraziare Cinzia, Nicola e professor De Dola che è venuto a tenerci compagnia e a darci delle spiegazioni interessantissime stamattina in questa sala cinematografica. Grazie di cuore a tutti. Ciao, grazie bambini, siete state fantastiche, bravi, bravi. Grazie anche a voi. Sì, ce ne saranno altre senz'altro.
Grazie mille. C'è di che essere orgogliosi?